Correva l'anno 1881, quando Francesco Pettinaroli, dal Lago d'Orta, si trasferisce a Milano. Nasce subito una cartoleria con annesso laboratorio di tipografia e legatoria ed in poco tempo questo negozio si fa conoscere dai milanesi che vivono tempi di intenso sviluppo industriale e forse andavano cercando un negozio del genere nell'operosa Milano, proprio accanto alla Galleria Vittorio Emanuele, il moderno e monumentale salotto della città i cui lavori erano terminati solo 4 anni prima. Carte pregiate, lavorazioni accurate ed eleganti, oggetti di cartotecnica di gran classe hanno conquistato i milanesi, che da allora non hanno mai abbandonato Pettinaroli, affidandogli la stampa di tutti i loro eventi più importanti, nascite, comunioni, matrimoni. Qui hanno creato inviti, carte da lettere commerciali e private, biglietti da visita di ogni genere, eseguiti con le più raffinate tecniche di stampa. Pochi anni, 2 per la precisione, e nel 1883 il negozio si sposta da via San Raffaele in via Santa Radegonda. Il negozio rimarrà qui fino al 1959, quando si trasferisce nella vicina sede di piazza San Fedele, angolo via Marino, senza perdere di vista quello che è il simbolo della città, la guglia più alta del Duomo con la sua Madonnina. Il Duomo da una parte e il Tempio della Lirica dall'altro, la bottega ha accompagnato passo a passo i trionfi della Scala. Nel 1887 Giuseppe Verdi ancora una volta meravigliava il mondo con la prima rappresentazione dell'Otello. In orchestra suonava un allora giovanissimo violoncellista, Arturo Toscanini, mentre Giacomo Puccini, già da qualche anno milanese, si preparava a vivere i suoi primi trionfi scaligeri. Passano gli anni e il 2017 segna un nuovo e rinnovato capitolo per la bottega storica, che con noncelata malinconia deve spostarsi dall'ombra del Duomo. Va a collocarsi però, senza troppi rimpianti, nel cuore artistico della città, poche centinaia di metri più in là, nell'elegante via Brera, l'asse di un quartiere culturalmente vivace, dove Pinacoteca, Biblioteca Braidense e Accademia di Belle Arti sono casa di artisti e intellettuali. Pettinaroli ristabilisce così, ancora una volta, la volontà di segnalare la propria tradizione artistica artigianale. Ormai siamo alla 4ª generazione ed il fatto che il negozio sia sempre rimasto in famiglia ha consentito che non venisse snaturato. Ognuno ha messo del suo, continuando il lavoro precedente e coltivando ovviamente le passioni personali. C'è quindi chi ha fatto maggiori ricerche nel campo della tipografia, chi nel trovare abili artigiani che producessero articoli esclusivi, chi ancora ha scovato piccole ma accurate cartiere e infine chi ha sviluppato il gusto e la passione per le stampe antiche. Carte geografiche di ogni parte del mondo, vedute di città e la perla delle stampe di montagna rendono la bottega un punto di riferimento importante per tutti gli appassionati di questo affascinante settore e Francesco è diventato da tempo uno dei massimi esperti in campo nazionale, partecipando attivamente a mostre specializzate in tutta Europa. Una costante e una priorità in tutti questi anni è sempre stata la ricerca, la produzione e la vendita di pregiati articoli esclusivamente made in Italy e la valorizzazione della tradizione artigiana italiana, cosa di cui vanno particolarmente e giustamente orgogliosi. Oggi Francesco, che è coadiuvato da personale specializzato e competente, manda avanti l'azienda mettendoci sempre l'entusiasmo che contraddistingue questo negozio da quasi 140 anni.